Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento di notizie oggi. Apriamo subito con la cronaca per un riepilogo in merito agli incidenti stradali accaduti nella giornata di ieri in Friuli, perché il bilancio purtroppo è pesante, con 3 morti e un ferito gravissimo. Il primo decesso è avvenuto in uscita di strada autonoma nei pressi di Percoto, a perdere la vita un 79enne di Cusignacco, sempre in provincia di Udine per Oreana del Roiale, è morto un uomo di 69 anni caduto rovinosamente dalla propria bicicletta, forse causa malore. Inutili soccorsi del personale sanitario. A Gaiarine, sul confine tra Veneto e Friuli, in uno scontro frontale è morta una donna di 48 anni di Brugnera. Nel tremendo urto con la sua vettura e un albero, infine, è rimasto gravemente ferito un 22enne militare americano in servizio alla base USAF di Aviano. Uscita di strada autonoma invece è avvenuta a Roveredo in Piano, non lontano dagli stessi ingressi dell'aeroporto. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero in ospedale e dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco le sue condizioni sono critiche. Tra l'altro vi segnaliamo, notizia che ci è appena giunta in redazione, di un incidente stradale che è appena accaduto nei pressi di Sant'Osvaldo, il confine tra il comune di Udine e di Campoformido, nella zona appunto di Basaldella, nel lato della strada regionale 353. Se avremo ulteriori novità, stanno aggiungendo in questo momento i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sul posto. Se avremo, ripeto, se avremo delle novità ve le daremo in corso di questa diretta, altrimenti appuntamento nel corso della giornata sul nostro sito friulitv.net. Ora parliamo del Covid. In Friuli Venezia Giulia su 1087 tamponi molecolari sono stati rilevati 7 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,64%. Sono inoltre 342 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi, 0,88%. Non si registrano decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 26 persone. Lo ha comunicato nella nota il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Adesso parliamo di scienza, importante novità. Porta per la prima volta la medaglia Dirac, uno dei principali premi scientifici internazionali, è stata assegnata a una ricercatrice italiana, Alessandra Buonanno, che lavora in Germania, nell'Istituto Max Planck per la fisica gravitazionale di Potsdam, assegnata dal Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam. La medaglia Dirac premia la Buonanno per le sue ricerche teoriche alla base delle rilevazioni delle onde gravitazionali. Oltre a essere la prima italiana, Buonanno è la seconda donna in assoluto a ricevere la medaglia Dirac. Con lei sono stati premiati i fisici Thibault Damoreau, Franz Petrou e Saul Teulowski. Adesso andiamo a chiudere con il Burlo Garofalo di Trieste. Portare gli animali da compagnia in visita ai pazienti ricoverati in ospedale può aiutare a rendere meno faticosi e distanti dalla vita abituale i periodi di degenza, soprattutto quelli particolarmente lunghi. Partendo da questa constatazione, i laboratori delle professioni sanitarie dell'Istituto Burlo Garofalo di Trieste hanno sviluppato il progetto Pet Visiting, un amico a 4 zampe, che nel rispetto di tutte le norme di sicurezza consentirà ai familiari dei ricoverati di portare gli animali da compagnia in visita ai pazienti. L'innovativo progetto è stato presentato oggi durante una conferenza stampa aperta dai saluti del direttore generale Stefano Dorbolò, alla quale sono intervenuti il direttore delle professioni sanitarie Livia Bicego, la responsabile del laboratorio cure complementari Loredana Dittura, l'infermiera Elita Barbiero, scusate, l'infermiera per la ricerca Raffaella Dobrina, la responsabile dell'URP Donatella Fontanot, la dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Nautico Galvani Donatella Bigotti.
E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Come sempre, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.